Da oggi ed entro il 21 novembre prossimo i cittadini dovranno compilare e consegnare i questionari Istat relativi al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Le poste hanno distribuito i questionari, quelli che non sono in grado di poter distribuire perché vi sono degli indirizzi errati provvederà l'ufficio comunale di censimento. Qui vi è una prova che abbiamo 8 scatolone da distribuire alle famiglie. Oggi sono iniziate le operazioni, abbiamo istituito 2 centri comunali di raccolta, quello principale è al Palacongressi e quello secondario qua in piazza Gallo. Diverse le modalità di compilazione e anche il mezzo per cui verrà consegnato. Sì, ci sono essenzialmente 3 strumenti. Il primo è quello online via web ed è facile perché vi è una compilazione guidata. Il secondo presso l'ufficio postale, il terzo è presso il centro comunale di raccolta. Tra l'altro è consigliabile all'utente di consegnarlo al centro comunale di raccolta sia perché vengono visionati sedute stante e sia perché viene lasciata pure una ricevuta per quanto riguarda l'effettiva consegna del questionario, perché la mancata consegna del questionario è sanzionata dalla legge con una sanzione pecuniaria. Ed intanto l'Ufficio Statistiche del Comune di Agrigento ha coordinato le operazioni di sostegno per i cittadini che richiedono aiuto. Abbiamo programmato delle figure d'appoggio, innanzitutto ci sono i componenti dell'ufficio comunale di censimento, poi entrando in campo dal 21 novembre i rilevatori che saranno coordinati al personale interno e quindi i cittadini che andranno a consegnare il questionario, che avranno la necessità di acquisire informazioni per la compilazione dei questionari, hanno a loro disposizione personale qualificato che, come dicevo poco fa, è al centro Palacongressi e qui in piazza Gallo.